È la vigilia del Bomba Day, domani, giorno in cui la bomba al fosforo della seconda guerra mondiale sarà despolettata, trasportata in mare a Fusina e sarà fatta brillare a largo. Operazione in cui saranno evacuate quasi 1000 persone tra Altavilla e Sovizio nel raggio di 444 metri. Già a partire dalle 7 dovranno lasciare le proprie abitazioni. Circolazione interrotta per un tratto della SR11 in località Tavernelle e della strada del Melaro, con le deviazioni per gli automobilisti che saranno segnalate. Sospeso anche il traffico ferroviario e nel municipio è già stata allestita la sala per coordinare i soccorsi e poi attivati i punti per l'accoglienza. Noi abbiamo dato disponibilità fino a 300 persone per l'accoglienza, in realtà le prenotazioni finora non sono di questo numero, comunque io ritengo che almeno 120 persone ospiteremo al primo luogo di accoglienza che è il nostro centro anziani. Tutto è pronto per le delicate operazioni di disinnesco che partiranno alle 8 e si concluderanno, salvo imprevisti, per le 16. È arrivato con un trasporto eccezionale questo camino che conterrà la bomba anche nelle fasi di disinnesco e poi successivamente durante il trasporto fino a Fusina, dove come è noto sarà caricato su un pontone della Marina e sarà fatta un'operazione in alto mare con la combustione chimica e quindi la dissoluzione di tutto il fosforo contenuto nella bomba.